del viaggio. Diventa, ormai lo è da un po' di anni la capitale del viaggio, fortunatamente. Sì, infatti 4 giorni in giro per il mondo a visitare stand, quindi Lugano molto appetibile. Cosa prevede questo salone dei viaggiatori? Prevede tante destinazioni, abbiamo praticamente i 5 continenti presenti qui ai viaggiatori, quindi un'opportunità, come dicevo prima, di fare un viaggio in poche ore, un paio d'ore, viaggio del mondo chiaramente. Quali sono le mete più ambite? Allora, sempre direi le destinazioni a lungo raggio per quanto riguarda le vacanze, diciamo vacanze medio-lunghe, mentre per quanto riguarda i fine settimana l'Italia continua a essere sempre molto gettonata, però anche la Francia inizia ad ingranare. Devo dire che ci sono degne rappresentanze comunque di nazioni come la Spagna, la Grecia, che hanno risposto veramente molto bene al nostro appello di partecipazione. E cosa possiamo dire del turista, in questo caso ticinese? C'è un riscontro da parte del pubblico?
apriamo tra un paio di minuti, quindi il pubblico ancora non ha avuto... Facciamo riferimento alle scorse edizioni. No, era una battuta, però il riferimento possiamo, diciamo, averlo per quanto riguarda il pubblico professionista, perché questa mattina abbiamo avuto oltre 300 agenzie di viaggio provenienti dal Canton Ticino, ma anche dalle vicine province italiane, che hanno trovato un notevole riscontro all'interno di questa manifestazione, hanno trovato quello che cercavano. È un'esperienza ed è stata un'esperienza davvero bella, perché riuscire a parlare dei Nebrodi qui in questa parte così remota rispetto alla nostra terra è stata una cosa davvero emozionante, anche se non vi nascondo che è molto difficoltoso riuscire a far capire anche topograficamente dove siamo, però ci abbiamo provato in tutti i modi e siamo riusciti, e devo dire che la soddisfazione maggiore è stata nel promuovere una vacanza ricca di significati, di esperienze. Infatti la proposta sia del laboratorio delle ceramiche del laboratorio didattico sulle ceramiche, sia il laboratorio anche gastronomico è stato molto apprezzato. Speriamo di aver esaminato bene non solo per le nostre attività che abbiamo investito su queste 4 giornate, ma su tutto il territorio, perché a noi interessava principalmente, ripeto, fare conoscere questa parte della Sicilia molto bella, sconosciuta, ma proprio per questo delle enormi potenzialità. E quindi a questo punto mi sento e voglio ringraziare chi ha collaborato con noi in questa bella iniziativa, quindi a parte noi della Casa Vacanza La Carretteria, il gruppo Salamone Synergy Group, con tutti i prodotti tipici squisiti che sono stati apprezzati e sono andati veramente a ruba, letteralmente, dal vino di Santa Anastasia alla canestrata di insomma tutto quanto. Non vorrei dimenticare nessuno, quindi mi fermo qui. Mi sembrerebbe antipatico non nominarli tutti, gli amici, però dico quindi solo il gruppo Salamone, e così dentro ci stanno tutti, è stato molto apprezzato. Così anche tutta la proposta escursionistica che abbiamo ampiamente illustrato e che è stata affidata alle Pinnacle Outdoor, che opera principalmente, ma non solo nell'area mistrettese. Insomma, il territorio l'abbiamo rappresentato meglio possibile, noi abbiamo dato il massimo, speriamo che ci saranno i frutti per tutti quanti nell'interesse della crescita collettiva.